salve a tutti, benvenuti a questa nuova live di Reni J, molto veloce questa volta, live serale, sono le 18:33 di questo 4 gennaio 2022, visto che siamo all'inizio dell'anno rinnovo gli auguri a tutti quanti. Siamo qui per fare una diretta, come dicevo, velocissima di unboxing di un vinile che è qui dentro. Ok, allora prima di procedere con l'unboxing di questo vinile volevo appunto farvi vedere con voi i primi due, diciamo, vinili che ho trovato dello stesso artista. Ovviamente qui dentro dalla forma del pacco, insomma, si capisce benissimo che dentro c'è un vinile e quindi dobbiamo fare l'unboxing di un vinile. Allora, l'artista del vinile contenuto qui dentro è lo stesso che ha fatto anche questo. Questa è una ristampa, io giù ho la stampa originale di questo disco. Questo disco è Oro, Incenso e Birra del famosissimo Zucchero Sugar Fornaciari. Ok, questa ristampa in vinile da 180 grammi rimasterizzata del 2019, io l'ho presi se non ricordo male alla discoteca laziale di cui ho più volte parlato nelle mie live. È un negozio che sta a Via Giolitti vicino a Roma Termini, proprio dalla stazione dei treni Roma Termini ci vogliono proprio 5 minuti ad arrivare alla discoteca laziale. Vi invito a fare un giro dentro la discoteca laziale, che sta tornando ad essere veramente un negozio di dischi, di vinili, perché ovviamente sia i DVD che diciamo i CD audio stanno piano piano scemando come vendite, anche se alla discoteca laziale trovate qualsiasi CD vogliate, i DVD ce n'ha tanti, ovviamente c'ha tantissimi Blu-ray pure, però ovviamente i DVD con l'arrivo dei televisori, soprattutto in 4K e oltre, perché stiamo andando anche oltre il 4K, quindi noi eravamo abituati prima all'HD, poi al Full HD, poi al 4K, adesso stiamo andando oltre e i DVD non ce la fanno a coprire la risoluzione che richiedono questi televisori, che poi sono anche più grandi, si parla di 60 pollici, roba molto molto grande, però anche molto leggera, molto sottile, che si può appendere su una parete come un quadro. Quindi diciamo che la tecnologia che va avanti deve andare a pari passo pure con i supporti. Quindi diciamo i DVD hanno una qualità troppo bassa per questi televisori e quindi sono usciti Blu-ray HD, e quindi diciamo i supporti DVD e i CD anche per quanto riguarda la musica stanno un po' diventando obsoleti, e i vinili invece sono tornati di moda, ne stanno stampando tantissimi. Infatti vi invito a cercare il mondo del vinile sia su Telegram che su Facebook, oppure a visitare il sito internet www.ilmondodelvinile.it per vedere quante stampe vengono fatte di vinili. Tra l'altro quelle che io pubblico su questi canali, io non ce la faccio a stargli dietro, sono una piccola parte, perché sono quelli che sono in vendita su Amazon, ma fuori da Amazon ci sono altri vinili che vengono stampati, che ne so, richiesti anche dalla discoteca laziale stessa, da Goody Music per esempio, o da altre etichette che non vendono su Amazon, o non gli conviene vendere su Amazon, oppure vendono direttamente. Ci sono tante etichette minori, quindi diciamo, il mondo del vinile sta diciamo, vivendo altro che una seconda giovinezza, proprio una maturità enorme. Io non riesco a stargli veramente dietro per quante nuove uscite ci sono ogni giorno di nuovi vinili. Ok? Detto questo, vi volevo parlare un po' degli album, soprattutto degli album di Zucchero, perché prima di questo Oro, Incenso e Birra, che ha avuto un successo proprio planetario, lui partì addirittura nell'83 con un po' di Zucchero. Era un album molto bello, è stato il suo primo album fatto in studio, seguito poi da un altro album molto molto bello che era
Zucchero e la Randy Jackson Band. Subito dopo vennero due album, rispettivamente nell'86 e nell'87, che decretarono proprio il successo di Zucchero, che era Rispetto e Blues. Quindi tutti quanti prima di Oro, Incenso e Birra. Blues fu un album bellissimo. Poi uscì Oro, Incenso e Birra, poi Miserere, Spirito Divino, e ce ne sono stati tanti altri di album in studio, ok? Fino ad arrivare anche a questa che è una compilation, tra l'altro anche firmata. Questa è annoverata tra le raccolte, le compilation di Zucchero. Questo è Doc in acustico, Zucchero, Sugar, Fornaciari, Doc and More in acustico. Questo è un bellissimo triplo vinile, vedete? Tra l'altro questa è la versione, come vedete, autografata. C'è un bellissimo autografo, ma adesso di qua come faccio? Così, eccolo qua, l'autografo di Zucchero, ok? Quindi questa è una tripla versione, triplo vinile, versione autografata, e mi sembra, no, non è limited edition perché non c'è il numero della copia, ok? Infatti dice un acoustic 11 fantastici hits. Adesso passiamo subito, quindi senza indugiare oltre, chiamiamo il coltellino rosso che io utilizzo sempre. Allora andiamo prima a togliere, allora poi parliamo anche del negozio dove ho comprato questo disco. Questo lo mettiamo qui, tutto appiccicoso, e levate, tutto in diretta, anche io che litigo con sto coso, ok? È tutto in diretta. Buongiorno Mirko, buongiorno Caprisoft. Oggi non parliamo di Amiga, non parliamo di retro computing, oggi non sono Reni Retro, ma mi dedico all'altra mia passione che sono i vinili. E diciamo, questo io l'ho comprato l'altro ieri, domenica sera. Domenica saranno state le 9 di sera quando ho fatto questo acquisto. Ieri mi ha risposto via mail il venditore, e ha spedito stesso ieri, e oggi mi è arrivato stamattina verso le 10:30 il pacco. Quindi diciamo che velocissimo, ed è strano perché questo pacco è stato spedito con Bartolini, con Bartolini è arrivato. Ecco, sto sballando insieme a voi con l'aiuto del mitico coltellino rosso, vedendo di evitare di rovinare qualunque cosa, ok? Ok, allora vedo che dentro c'è un altro imballo, quindi fatto molto bene. Guardate, mi metto di qua così lo vedete. Vedete, dentro c'è un altro imballo che è questo, quindi l'imballo è da applauso perché è un cartone fuori e poi un altro cartone dentro. Allora, quindi qui facciamo direttamente così, perfetto. Ok, e questo era un disco che mi è sfuggito, e quindi ho approfittato del fatto che l'ho trovato ad un prezzo accettabile, ok? Oh, mi sa che è lui, vado. Guardate, c'è una differenza tra questi due, sembrano uguali, ma non sono uguali, sono tutte e due triplo vinile. Guardate, questo è quello che abbiamo, no, questo è quello che abbiamo visto insieme, autografato, Zucchero, Sugar, Fornaciari in acustico, Doc and More. E guardate questo è Zucchero, Sugar, Fornaciari, Doc Deluxe Edition triplo vinile,
e infatti ovviamente sono diversi anche i brani. Bellissimo. Allora, succede, facile illudermi, Don't Cry Angelina, September, bellissime. Poi ci sono My Freedom, Someday, che sono uguali, ovviamente il disco 1 e il disco 2, questo è in acustico e questo è Doc, proprio quello là che uscì in triplo vinile. Bellissimo, lo cercavo tanto questo, non riuscivo a trovarlo, e adesso praticamente mi è arrivato. Doc Deluxe Edition di Zucchero Sugar Fornaciari, bellissimo, bellissimo. Guarda, veramente veramente un bel disco, triplo vinile, ed è effettivamente la versione deluxe che cercavo proprio io. È questa qui, non c'è niente da fare. Eh sì, molto 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 bella, molto molto. Doc e Doc in acustico, Doc and More, Doc e altre. Hai scelto me. Allora, vi avevo detto che era molto veloce questa diretta, quindi io direi che aspettate un attimo che leviamo questo, mettiamo via tutto. Ecco, ho rotto l'albero di Natale, fa niente. Qua, Natale è passato, ho rotto l'albero di Natale in diretta. Scherzo, scherzo, sta bene l'albero di Natale. Eccoli qua, questi sono gli ultimi, diciamo, 3 dischi che ho comprato di Zucchero, anche se appena escono altre ristampe volevo sistemare un po' questa discografia di Zucchero, perché diciamoci la verità, quando ero ragazzo io i dischi li sentivo, li risentivo e li risentivo una continuazione. Quindi quelli che ho giù, quindi originali, stampi originali di quando sono usciti, anni 80-90, sono molto consumati, tra l'altro sono molto vecchi e sono stati abbandonati dentro un mobile tanti anni, quindi mano a mano che riescono delle ristampe di cantanti che a me stanno molto a cuore. Voi sapete, ho fatto tutta la collezione di Lucio Dalla, dei Queen, di Vasco Rossi, tutte ho fatto vedere in un video Eros 21, diciamo hanno ristampato i migliori album di Eros Ramazzotti, pure dei suoi me li sono ricomprati, quindi mano a mano che escono anche delle ristampe di grandi grandi artisti come Zucchero, e io piano piano le ricompro, ovviamente confidando anche nel fatto che queste sono anche rimasterizzate. Quello che io ho detto in tante dirette, c'è una differenza tra queste stampe che io sto comprando adesso, che questa è diciamo, la più vecchia del 2019, quindi capite che sono tutte quante moderne queste stampe, vengono dalle rimasterizzazioni. E mentre invece quelle sono state incise addirittura dall'analogico, proprio sorgente analogico, ok? Quindi vado a pensare che queste, per esempio questo, si deve sentire meglio. Io adesso questo non l'ho neanche sballato perché io me li sento tramite l'altoparlante di Amazon, la musica, e questi cerco di tenerli più imballati possibili. Solo quando non li riesco a trovare da nessuna parte, allora mi sballo il vinile e me lo sento, tra l'altro me lo digitalizzo, così me lo posso sentire ovunque. Altrimenti cerco di lasciare imballati i vinili e me li ascolto. Poi questi li faccio proprio prettamente per collezione mia, proprio per averli, perché mi è sempre piaciuto, soprattutto le copertine dei vinili. Vedete, addirittura queste sembrano molto simili, ma sono completamente due cose diverse, anche se sembrano simili. Ve le ho fatte vedere. A parte la posizione, il fatto che Zucchero c'ha gli occhiali, ma se voi le vedete una vicino all'altra, sembrano molto simili, da lontano tra un po' non le riconosci nemmeno che sono diverse. Eppure lui ovviamente da una parte c'ha gli occhiali da sole, da una parte c'ha un cappello, dall'altra c'ha un altro cappello completamente diverso, cioè sono diversissime,
ma questo fatto di aver usato, diciamo, questa scritta sotto, diciamo quasi con lo stesso font, quasi nello stesso modo, trae in inganno l'occhio, vedete? Vedete che sono praticamente, quindi questa scritta così trae l'occhio in inganno. Detto questo, non mi rimane che farvi tanti auguri, buona serata, grazie di aver seguito questa brevissima diretta live di una ventina di minuti. Ci vediamo presto perché ho tante idee, tante cose in cantiere. Invito, diciamo, chi mi segue ed è appassionato anche di retro computing ad iscriversi al nuovo canale Telegram che è nato da pochi giorni, che è t.me/amigaita. Lì parliamo sia di Amiga, quindi Commodore Amiga, anche Commodore 64 e retro computing in generale, quindi si parla anche dei vecchi PC, di quello che ci pare, Spectrum. Insomma, è un gran bel gruppo che sta prendendo molto piede, di cui sono abbastanza contento. Quindi chi mi segue ed usa Telegram non perda l'occasione per iscriversi, è tutto gratuito ovviamente, al gruppo Telegram t.me/amigaita. Ok? Cercateci, noi siamo lì, siamo già diventati più di 100, e ringrazio tutti per essersi iscritti, ovviamente, mi fa tanto piacere. Ok? Grazie a tutti ed alla prossima. Grazie. Ciao.